Dunque, il viaggio americano nacque da un'esigenza di promuovere Lucio un po' meno nei confronti degli italiani che vivevano lì, anche di seconda o terza generazione, ma più verso un mercato più anglosassone puro. E allora si decise di fare questo tour che partiva dal Canada e arrivava fino a New York. Fu intanto un viaggio molto avventuroso perché noi viaggiavamo tutti su questo autobus, di questi dove ci si dorme dentro con le cuccette, no? Che avevamo soprannominato Bus Springsteen. Ed era un'avventura perché, sai, in qualche modo sei costretto a viaggiare tutti insieme, nel bene e nel male. Poi c'era la televisione, mi ricordo che guardavamo i film di Ridley Scott, si suonava, si giocava a carte. Poi io viaggiavo insieme a loro perché giravo, avevamo una piccola troupe americana che girava con noi, per cui è stata una bellissima. C'era un'atmosfera molto bella, devo dire, molto rilassata, molto tranquilla, come spesso era con Lucio, devo dire.